Ad accorgersi dello scooter incastrato tra le ramaglie del fosso è stata una mamma che questa mattina alle 8 stava portando i figli a scuola, quando la polizia locale del consorzio Padova Ovest è arrivata in via Boccalara a Saccolongo, ha fatto la drammatica scoperta. Adagiato nel fosso c'era il corpo senza vita di un ragazzo. La vittima, identificata poco dopo, è risultata essere un 24enne romeno residente poco lontano. L'incidente con ogni probabilità è avvenuto nella notte. Forse il ragazzo si è sentito male o forse ha sbandato nell'affrontare la curva a gomito. La pioggia e l'asfalto bagnato potrebbero averlo fatto uscire di strada. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dello schianto. In un primo momento si era ipotizzato che potesse essere stato investito, ma dai rilievi questa ipotesi sembra essere stata esclusa. A terra nessun segno di frenata. Il giovane era uscito dalla casa di alcuni amici in tarda serata dicendo che andava a fare un giro, ma non è più tornato né da loro né dalla famiglia. L'incidente è avvenuto a pochi metri dall'abitazione che la giovane condivideva con la madre, che solo un anno e mezzo fa ha perso anche un'altra figlia in circostanze ancora poco chiare. Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia. La salma del giovane è stata riconsegnata alla famiglia, che ora dovrà decidere la data dei funerali.